l'obiettivo che ha con noi, che ognuno di noi possa essere cosciente che tu sei il nostro creatore, che ci hai creato per un motivo, che ognuno di noi possa cercare dentro di se stesso per il motivo che tu l'hai creato, per il motivo che tu l'hai lasciato qua e il motivo che ci hai fatto vivere fino ad oggi. Che noi possiamo, Signore, essere sempre, sempre grato a te. Come tutti sappiamo, il Signore ci ha creato perché noi dobbiamo lodare il suo nome e nel nome poderoso di Cristo Gesù. Allora, vediamo un po' se qualcuno vuole cantare, perché io cantare ancora non sono capace, quindi se abbiamo dei volontari. Sì, venite. Vuoi che troviamo un po' di fondo di musica o è uguale? Vabbè. Que número que a gente vai hoje? Você não sabe o número? Eu gosto de 502. 502? Sim. Então vamos, 502. Ok. São da igreja. Menino, mas eu não sei isso aqui direito, não. Então, vamos, Você sabe? eu tô pra te adorar. Quando veio a da Santa Itália, Pois. isso aí também não sei, não. Vai esse aqui, ó. Quando veio a da Santa Itália. Allora, salutiamo la Chiesa con la pace del Signore. Amém. Allora, cantiamo l'inno di numero 508. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra, nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Aquele grande amore. Grande amore, qual è? Io l'ho visto. Amore grande. Qual è? Sì. Qual è? Amore grande. 526. 526. Amore grande. Amore
mondo è sublime, questo è l'amore del mio creatore. Non c'è niente al mondo che possa eguagliarsi al grande amore del mio Salvatore. Dio d'amor, Dio d'amor, solo sei tu, il Dio d'amor. Non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te. Per me non c'è amore e solo ci ama, ci comprende, ci guarda da tutto il male che esiste nel mondo. Per questo l'adoro con l'anima mia, perché mi ha dato Gesù dolce calma. Dio d'amor, Dio d'amor, solo sei tu, il Dio d'amor. Non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te. Per me non c'è amore, Dio d'amor, oh Dio d'amor, solo sei tu, il Dio d'amor. Non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te. Per me non c'è amore. Come è che è aquele? O grandioso és tu, grande sei tu. 26. Ah, eu não sei se eu acerto direito também não. Cantiamo il 26. Viva Cristo, eterna mia ricchezza, rupe e scudo, arca di salvezza, la sua luce mi conduce a perfetta santità. Viva Cristo, rocca mia diletta, vera manna, verità perfetta. Son sicuro che contento Lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mio tesoro in vita e dopo morte. Mi consola la parola santa e pura del suo amor. Viva Cristo, alto mio ricetto, dai fedeli onora benedetto. Il suo bene mi sostiene nelle lotte di qua giù. Viva Cristo, conduttor dei santi, in cui vivo e vivo tutti i santi, li eletti, benedetti dall'Eterno
Ecco, ora continuiamo a pregare per le persone che non sono potute venire, per le persone che sono malate, per le persone che stanno cercando di Dio e che ancora non hanno l'opportunità di trovarlo o di farsi trovare specificamente. Quindi invitiamo a Gladys per pregare per queste persone. Vieni, senza vergogna, qui siamo tutti a collaborare. Amen. Lo puoi fare in spagnolo o in cinese, uguale, tutto, non c'è problemi. Sì, sì, sì. Bueno, cerchiamo in Efesio capitolo 2. Efesio, que dice reconciliación. Efesio, ¿cómo se dice? Efesini, ¿verdad? Efesini, capítulo 2. Dice en el versetto 13, ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace. Scusi, è nel capitolo 3, scusi. Capitolo 3, scusi. Sì, sì. Ya, yo le busco, sí. Eh, dice, sí, dice, por esta causa doblo mi rodilla, dice ya, pero no sé dónde, capítulo. El 3, ya le digo. 3 dice, en el versículo 14, verso 14. Efesios 3, verso 14. Efesios, Efesios 14. Gracias. Sì. Sì. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, del quale ogni famiglia nel cielo e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente fortificate mediante lo Spirito solo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Dice que por questa che dice por questa causa, no, por questa per questo motivo dice che nos inginocchiamo. Per quale motivo? Per il motivo di pregare per altro, come aveva detto Raymond, no? Per questa causa, in questa sera dobbiamo pregare per questa persona che non sono venuti in questi giorni. Padre, te ringraziamo, te benediamo, Signore Gesù, per tutto lo che tu fa nella nostra vita, Signore Gesù. Grazie per tutte le persone, Signore, che oggi non sono
non sono qua in questo momento, Signore. Io ti chiedo, Signore Gesù, che tu porti una pace nel suo cuore, che, che sia tu, Signore Gesù, che puoi, bendito Dio, darle, Signore, una nuova opportunità nella sua vita. Grazie, Signore Gesù, te ringraziamo. Sappiamo che oggi, Signore, stiamo raggiunto qua, Signore, chiedendo per questa persona che non sono qua, Signore. Che non so per quale motivo non sono, Padre, solamente tu lo sai. Sappiamo, Signore Gesù, che tu puoi fare miracolo straordinario nella nostra vita. Grazie, Signore Gesù, perché siamo riuniti oggi, Signore, per una causa, Signore, per arrendernos a ti, Signore, per stare nella tua presenza, per, Signore Gesù, per dare dello meglio della nostra vita, Signore, per ringraziarti, per benedirti, Signore. Te benediamo in questa sera, te ringraziamo per tutto lo che ha fatto nella nostra vita, nella nostra famiglia e in tutto, Signore, lo che noi facciamo nella settimana scorsa, Signore. Grazie, Signore, in questa sera. Chiediamo, Signore, che tu sia parlando al nostro cuore, Signore, parlando alla nostra vita, Signore. Che sia tu, Signore Gesù, che sia tu, Signore, facendo rivelazione nella nostra vita, Signore. Facendo, Signore, tante cose che ho bisogno di te, Signore. Te diciamo, Signore, in questa sera. Hai bisogno, Signore, della tua presenza, del tuo amore, Signore, di essere con te, Signore, in tutta la nostra vita. Grazie in questa sera. Grazie, tante grazie, Signore, te ringraziamo in questa sera, Signore. Nel nome di Gesù, nel potere dello Spirito Santo, Signore. Amen. Amen, amen. Che tutte le persone che non sono venute, tutte le persone che sono malate possano trovare conforto e possano trovare una soluzione tramite il nostro Signore Gesù Cristo. So che la sorella Milvia non devo nemmeno chiederlo, ma lei prepara sempre qualcosa e questo mi fa stare tranquillo quando la vedo. Quindi non ho da chiedere grandi cose. Quindi abbiamo la sorella Milvia che ha la poesia sempre pronta per illustrarci. Pace a tutti. Ciò che da te proviene sia per te. È una preghiera. Sia tuo il mio tempo, o Signore del tempo, la mia vita sia tua, Dio che sei vita. A te il mio amore, a te che amore sei, ciò che da te proviene sia per te. Che io sia tua, poiché mi sei creatore, presso di te sia sempre la mia tenda, e il mio cammino solo sui tuoi passi. Modellami secondo il tuo volere. Ogni pensiero mio ti sia gradito, e la parola ed il comportamento. A te voglio portare le primizie, a te consacro ciò che più mi è caro, poiché ciò che mi è caro viene da te. Sia la mia vita un canto a lode tua, le braccia mie alzate ad adorarti, le mie ginocchia pronte a inginocchiarsi, e al ritmo del mio cuore del tuo cuore batta il mio. Grazie, Signore, perché mi sei Dio. Grazie, Signore, che sempre tu sarai.
A te aneliamo, poiché ci sei fattore. Ritorna presto a prenderci con te. Amen. E gloria a Dio. E ora, fratelli, andiamo avanti con le decime e le offerte per collaborare con la nostra Chiesa. Sappiamo che non è obbligatorio, doniamo d'accordo a quello che il Signore ci dà e quindi andiamo avanti con la raccolta. Pace a tutti. Ah, volevo lasciare un versetto alla Chiesa. Jamili, puoi stare con... Giacomo capitolo 4, versetto 5, 6 e 7. Leggiamo la parola insieme, tutti insieme. Pensate voi che la scrittura dica invano, lo spirito che abita in voi appetisce di invidia, ma egli dà vie maggiore grazia. Perciò dice, il Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sostenetevi adunque a Dio, sottomettetevi, scusatemi, adunque a Dio, contrastate al diavolo ed egli fuggirà da voi. Appressatevi a Dio ed egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i cuori vostri e doppi d'animo. Amen. Prima di pregare per le decime volevo condividere questo versetto con voi che parla Giacomo, che parla della sottomissione a Dio. Sottomettetevi a Dio. Amen. E sappiamo che la cosa più difficile nel cammino cristiano è sottomettersi a Dio, perché come diceva Paolo, la nostra carne vuole fare altre cose, però lo spirito nostro vuole lodare il Signore, vuole sottomettersi al Signore. Amen. E io ho meditato su questo e mi sono reso conto che molte persone vogliono sottomettersi con le loro forze. Molte persone vogliono sottomettersi al Signore con le loro capacità. Ma non è a caso che Giacomo dice che dobbiamo umiliarsi, dobbiamo abbassarsi. E la migliore maniera di sottomettersi al Signore non è non di farlo per forza, perché la Bibbia dice nel Zaccaria 4, versetto 6, che non è per forza, non è per saggezza, è per lo Spirito. E noi abbiamo ricevuto lo Spirito, ma più dello Spirito abbiamo ricevuto il sangue di Gesù. E come dice Giacomo, lavate le vostre mani, purificate i vostri cuori. E come noi possiamo purificare i nostri cuori? È nel sangue di Gesù. Io voglio dire a qualcuno oggi, Gesù non ha bisogno della tua forza, ha soltanto bisogno che tu sia lì, accanto a Lui. Che tu possa sottomettersi cercando sempre ad essere ai piedi suoi, lavando le tue mani con il suo sangue, lavando il cuore tuo con il suo sangue. Il sangue di Gesù ti basta. Molte volte noi cerchiamo a lottare, molte volte noi cerchiamo a fare con la nostra forza,
Ma Gesù non ci ha scelto perché noi eravamo perfetti, ci ha scelto perché noi siamo deboli e per il suo sacrificio noi diventiamo forti. Quindi con le decime è una maniera per noi di sostenere l'opera del Signore, ma la prima maniera o la migliore maniera prima di dare le decime è di sottometterci alla volontà del Signore e di accettare che noi siamo deboli, da accettare la nostra debolezza. E sfortunatamente nel mezzo dei cristiani, i cristiani non amano dimostrare che loro sono deboli, amano mostrare che noi siamo super santi, che noi siamo forti, che noi siamo in piedi, mentre che Gesù non ha bisogno di coloro che sono in piedi. Gesù ha bisogno di coloro che sanno che sono deboli e con il suo sangue sono completati. Gesù non ha scelto i 12 discepoli perché eravamo scientifici, invece ha scelto dei pescatori, ha scelto delle persone che non sono andati a scuola, non sono andati all'università. Perché? Perché è Lui che doveva fare di loro i discepoli, non loro. Ecco perché ha detto che sono stato mio, ha scelto voi, non sono state voi, ha scelto me. Quindi voglio incoraggiare qualcuno oggi, non vedere le tue difficoltà, non dire io non ce la faccio, questo fratello è migliore di me, no, dire soltanto io non ce la faccio, ma con il sangue di Gesù io sono vincitore. Ogni giorno io andrò ai suoi piedi e mentre che io caderò io mi alzerò e andrò ancora ai suoi piedi finché io diventerò quest'uomo che lui vuole di me. Perché i 12 non sono diventati perfetti con le loro forze, no, sono diventati perfetti dopo che il Signore Gesù ebbe dato la sua vita alla croce, dopo che lui ebbe risuscitato e lui ha sceso lo Spirito su di loro per renderli forti affinché loro possano predicare il Vangelo dappertutto nel mondo. Non è la tua forza che ti darà questa capacità di predicare il Vangelo nel luogo di lavoro, non è la tua forza che ti darà questa capacità di predicare la nuova parola, ma sarà il sangue di Gesù che ti darà questa forza, sarà il suo sacrificio. Quando penserai a questo sacrificio, quando andrai ai suoi piedi, Lui ti darà la forza. Quindi il primo sacrificio per noi non è prima dare queste decime, ma è dare la nostra vita ai piedi di Gesù dicendo Signore io sono debole, rinforzami. Amen? Preghiamo insieme con questo proposito di dire Signore tu vuoi i miei soldi ma io voglio darti la mia vita. Signore ti ringraziamo Signore, ti diamo le nostre vite. E vogliamo sottomerci a te, Signore, vogliamo sottomerci al tuo sangue, al tuo sacrificio, Signore, affinché tu possa pulirci, affinché tu possa darci la forza di andare davanti, perché noi riconosciamo che siamo deboli, noi riconosciamo che senza di te non ce la faremo, perché la nostra forza non dipende dalla nostra saggezza, non dipende dalla nostra capacità di capire, ma dipende dalla tua capacità, Signore, a rinforzarci, dipende dalla tua capacità, Signore, a incoraggiarci ad andare davanti, perché tu lo sai, noi siamo come questi vasi fragili, Signore. Dacci una forma dura affinché noi possiamo essere i contenitori dove gli altri potranno bere. Dacci una forma, Signore, per servire a te, Signore. Riempici di questa acqua viva, Signore, affinché noi stessi siamo vivificati e affinché noi possiamo vivificare gli altri, Signore. Ti benediciamo per tutte le persone che hanno contribuito, Signore, per queste decime, Signore, con tutto coloro che hanno dato e coloro che non hanno dato, Signore. Che la cosa più importante sia la nostra contribuzione al tuo Vangelo, Signore, sottomettendoci alla tua volontà. Amen. E questo è importante, quello che ha detto il fratello Ricky, che l'importante è consegnare a Dio non le cose materiali come stavamo chiedendo, sino consegnare la tua vita, che è quello che per Lui è la cosa più preziosa. Quando, come diciamo, abbiamo detto anche settimane scorse, quando noi non capiamo come, diciamo, noi che seguiamo Cristo, no? Quando noi non riusciamo a capire
qual è il proposito che Dio ha con noi, o per che cosa Dio ci ha lasciato qui, come ho detto prima. Con quale proposito Dio ci ha scelto prima di nascere, perché dice la Bibbia che tu eri già profeta prima di nascere, no? Quindi il proposito, perché tante persone le cose sono più facili, noi la vediamo con gli occhi più facili, perché altre persone possano trovare cose, possano fare cose che noi non possiamo fare. Questo è semplice perché sono le persone che capiscano prima di altri qual è il proposito di Dio nella nostra vita. Se te e io ancora non sappiamo qual è il proposito che Dio ha con noi, non possiamo arrivare da nessuna parte. Perché la prima cosa da sapere è perché siamo qua e che cosa, dove dobbiamo arrivare in questa vita cristiana. Quindi sappiamo bene che nell'uomo sono due fasi importanti nella vita, in cui si basa tutto quello che facciamo come persona qui in questo mondo, nella terra. La prima cosa è il giorno che si nasce. E la seconda cosa importantissima è quando capiamo con quale proposito il Signore ci ha fatto nascere, o con quale proposito il Signore ci ha portato qui. Se noi non sappiamo questo, siamo delle persone che cambiano sempre idea, siamo delle persone che non siamo costanti in quello che facciamo. Se non capiamo questo, siamo delle persone che creiamo una cosa oggi e distruggiamo altra domani. Siamo delle persone che oggi le chiediamo a Dio di farci avere delle cose e domani chiediamo a Dio di farci avere delle altre cose, che poi le cose che chiediamo tante volte sono lontano da quello che il Signore ci ha chiamato a fare. E quindi il proposito divino di Dio è sempre una cosa che va di pari passo, diciamo, è collegato. Il proposito di Dio è collegato nella nostra vita con il benestare fisico, con il benestare economico, con il benestare spirituale, il benestare familiare, è tutto collegato. Perché se noi non andiamo con quello proposito che Dio ha creato con noi, tutto il resto di quello che facciamo sono cose che non andranno a buon fine. Perché Dio non vuole che noi andiamo fuori da quello che Lui ha preparato per noi. E noi sappiamo bene che quando il Signore ci prepara qualcosa sono sempre cose buone, non sono cose cattive. Dobbiamo andare a vedere, il libro di Ester è un libro che ci illustra bene quando Dio crea un proposito per una persona, quando Dio manda una persona perché deve compiere una missione nella terra. Quindi il libro di Ester invito a tutti che lo leggano, perché lì vediamo bene il perché succedono tante cose nella nostra vita. E quindi possiamo cominciare, ora li leggo solo questo e poi passo la parola al pastore. Il libro di Ester 4:13. Mardocheo era lo zio di Ester, questo che dice, era in questo. E Mardocheo fece dare a Ester questa risposta: non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei, perché sei nella casa del re. Infatti oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa del tuo padre perirete, e chissà se non sei diventata regina appunto per questi tempi. Lui le diceva che siccome lei era diventata regina, non era diventata regina perché lei era molto bella o perché lei aveva
condizione migliore delle altre persone. Lei è diventata regina perché Dio aveva un proposito nella sua vita. Era liberare tutti gli ebrei di questo decreto che doveva venire, dove tutti gli ebrei dovevano essere eliminati. Però questo un giorno, quando avrò l'opportunità, preparerò una predicazione tutta completa perché è un libro molto bello e è uno degli unici libri che non parla di Dio direttamente come parola Dio così, sino Dio qui parla con tutti i fatti che lui è andato a fare senza nominare praticamente niente su lui, però lui ha mostrato qui tutta la sua potenza. Quindi, fratelli, che oggi sia il giorno in cui noi le chiediamo a Dio profondamente che ci insegni, che ci dia la via di quella è il proposito per cui noi siamo rimasti in questo mondo oggi. Che questa è una cosa molto importante. Se abbiamo deciso di seguire Dio, di seguire Gesù Cristo e veniamo in chiesa e siamo sulle strade, bisogna chiederle a Dio con tutto il cuore che ci faccia vedere un'altra volta, perché ce lo fa vedere tutti i giorni, più che altro che noi, che la nostra testa e il nostro io dentro accetta per quale motivo noi siamo qua. E questo è un mio consiglio per oggi. Quindi ora chiamo il pastore che pregherà anche per i bambini e sentiremo la parola di quello che il Signore ci ha preparato per oggi. Gloria a Dio. Saluto a tutti nella pace del Signore. Preghiamo per i nostri bambini. Guarda come è cresciuto mio principe. E mia Rosetta. Preghiamo. Padre, nel nome di Gesù, veniamo a te in questo momento e vorrei pregare, Signore, per loro, che possano, Signore, continuare a crescere nella tua presenza, che diventino uomo e donna, Signore, che temono a te. Per la tua gloria, Padre, ti prego che tu possa benedire la loro famiglia e che altri bambini, Signore, siano messi a questo gruppo, portati dal tuo Spirito Santo, perché sei tu che fai l'opera, Padre. Ti prego, dagli la salute per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Pace a tutti, che meraviglia poter essere qui. Sono contento di arrivare, ero a Legnago partecipando del culto con i fratelli. Stamattina non sono stato a Firenze perché da un po' di tempo che non andavo lì e sono andato a trovare i fratelli che sono lì a fare l'opera del Signore con gioia, il presbitero Arison, sua famiglia e altri fratelli che cooperano lì. Avremo, volendo il Signore, il 1° agosto, nei primi sabati di agosto, noi avremo il battesimo lì con 2 nuovi membri. Quindi preghiamo per questi nuovi membri, questi nuovi fratelli che si aggiungono al corpo di Cristo tramite il battesimo, come dice la parola. E siamo contenti perché il Signore, nonostante tutte le difficoltà, continua a benedire la sua opera, operando. Quando dico la sua opera non parlo della struttura, perché sarebbe molto, scusate la parola, ma un pensiero molto miserabile da parte mia dire che l'opera di Dio è solo una struttura, è solo una sala. L'opera di Dio è molto di più, questo è solo un oggetto che Dio usa per accogliere, per riunirci, ma quello che il Signore fa è molto di più, l'opera sua è spirituale, non è fisica. Quello fisico è importante, ma non è tutto. Tutto è la potenza del Signore che è rivelata tramite lo Spirito Santo nella chiarezza della parola. Ecco, questa è l'opera del Signore, quando tutti raggiungono la piena conoscenza della verità. E così noi ci rallegriamo perché possiamo vedere il Signore operando in mezzo alle persone, no? Perché persone che un giorno camminavano nelle tenebre, persone che un giorno non avevano chiarezza,
Io sono stato nella chiesa di Santa Annunziata, lì vicino alla via di San Marco, no? Alla piazza San Marco. E sono entrato nella chiesa a vedere, mi piace molto. E sono entrato a vedere le cose e c'era una suora straniera. E io ho detto, ma dov'è l'altare di Dio qua? Perché lei mi guardava come che dicessi, cosa cerchi? E io l'ho domandata, dov'è l'altare di Dio qua? E lei ha detto, no, c'è l'altare di Santa Annunziata, c'è l'altare di Francesco, c'è l'altare. E ho detto, ok, va bene, questi l'ho visti, ma l'altare di Dio, dov'è? Del Dio vivente, del Dio che non è una immagine fatta dalle mani degli uomini, dov'è? E lei ha detto a me, non c'è qui. Io ho detto, sorella, bisogna cercare Dio. E lei mi guardava così profondamente, come chi dicesse, questo conosco poco. Perché è vero, nella nostra poca conoscenza che abbiamo ricevuto conoscenza di persone, chi è Tizio, chi è Caio, chi è questo, chi è quell'altro, ma Dio chi è? E quindi sono contento quando vedo le persone non che sono aggiunte al ministero della Chiesa, perché se sia qui o sia là, ovunque sia, l'importante è che siano nel Signore, è vero o no? Perché tutti noi apparteniamo al Signore, è vero? E quindi la mia gioia e la gioia del Signore è vedere queste anime arrivando alla piena conoscenza della verità. Ecco, questa è la grazia rivelata tramite lo Spirito Santo. E quindi vedere questi due nuovi fratelli che sono convinti della salvezza, che vogliono testimoniare che Gesù Cristo è il Signore della loro vita, questo è motivo di molta gioia perché loro si aggiungono al corpo di Cristo, non solo alla denominazione, alla struttura, fanno parte di un ministero. Tutto questo è vero, ma quello che è e che conta è che si aggiungono al corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è vivente e dappertutto. È vero o no? E quindi sono contento. Continuiamo in preghiera per la sorella Anna Maria, che questo periodo è un periodo difficile per lei per via del caldo, per tutti, ma lei che ha già i suoi 92 anni soffre di più e quindi preghiamo per lei che il Signore possa aiutarla ad affrontare questa fase e così presto sia con noi nuovamente. Amen. Preghiamo per Giuseppe che ha fatto la chemio venerdì. Grazie a Dio ho ricevuto un messaggio di Ivanette dicendo che è andata bene, lui si sente bene e quindi continuiamo in preghiera per nostro fratello che anche lui breve sarà da noi a testimoniare quello che il Signore farà. Amen. E sono molto contento per tutti, ma per vedere la Giulia che da tanto che non ci vedevamo e sono contento di vederla e so che la Chiesa è anche contenta con la mamma Giulia perché è preziosa per noi, per il Signore. Lei è stata a fare una missione missionaria, è andata in Stati Uniti per la sua sorella Arte e eravamo anche noi in preghiera per Arte, grazie a Dio tutto bene, no? C'è la sua età e non possiamo fare altro che vivere l'età da giovani, da anziano, da bambino. I limiti ci sono per tutti, è vero o no? Però per uno un po' di più, per altri un po' di meno, ma tutti se viviamo arriveremo ai limiti, è vero? Quindi ci rallegriamo non per i limiti, ci rallegriamo per ciò che Dio ci ha fatto vivere, per la conoscenza che abbiamo avuto, per le esperienze che ci dà ogni giorno. Amen?
Quindi ringrazio Dio per ogni cosa che ci fa e vorrei condividere un testo della parola di Dio con voi, che è il Salmo 73. Mettiamoci in piedi. Qui stiamo bene, no? Gloria a Dio. Dio benedica fratello Remo, diacono della nostra chiesa, la sorella Elisabetta e tutti i nostri fratelli che cooperano qui. Alla fine faremo una preghiera per João, per Valdirene, che partono domenica in Brasile e non saranno con noi per un periodo personalmente, presenzialmente, però nel cuore sì, e saremo qua ad aspettarli perché sappiamo che il Signore ha ancora tanto da fare qui con loro. Amen. Leggiamo Salmo 73, versetto 25. Dice così, 73, versetto 25. Dice la parola, chi ho io in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. Amen. Accomodatevi. Gloria a Dio. La Milvina ha già fatto la sua poesia? Amen, gloria a Dio. Vorrei condividere questo testo con voi. Quando leggendo questa parola, questo salmo, sono stato molto arricchito di quello che il Signore voleva parlare con me e penso che anche con voi stasera, quando noi vediamo nel testo, solo in questo versetto, due estremità, no? Terra e cielo, cielo e terra, due estremità. E fra queste due estremità noi vediamo il salmista dicendo, in queste due estremità io non ho altro che te. Quindi da un punto all'altro il salmista trova solo Dio. Il testo del Salmo 73 parla della prosperità effimera dei malvagi. Parla di un uomo credente, di un uomo che temeva il Signore e che viveva in un mondo come il nostro. Com'è il nostro mondo? Il nostro mondo è questo mondo che vediamo pieno di ingiustizia, un mondo pieno di bugie, un mondo pieno di cose sbagliate, un mondo senza equilibrio. È questo il mondo. Noi abbiamo bisogno di comprendere due cose, che in questo mondo da questo mondo non saremo tolti accettando Gesù. Anzi, Lui quando ha pregato per noi ha chiesto al Padre, Padre, io non ti prego di toglierli dal mondo, ma di preservarli dal mondo. Quindi Gesù, il desiderio suo non è che noi veniamo tolti. Infatti c'è un testo della parola di Dio che dice che la morte dei suoi santi c'è un prezzo, costa molto. E le persone a volte interpretano il testo di questo salmo dicendo che al Signore piace la morte dei santi, e invece il vero contesto non è così. Il vero contesto vuol dire che nel mondo di peccato c'è meno uno santo. È questo il contesto del Salmo che dice che la morte dei suoi santi costa. Costa perché? Perché nel mondo terribile in cui viviamo, la testimonianza che viene meno è ancora
più difficile quando non c'è una voce. È vero che noi andiamo dal Signore e per noi questo è buono, ma per il Signore buono è che noi siamo qui a testimoniare. Allora, quando Paolo dice, se io vivo per la gloria di Dio, se muoio per la gloria di Dio, ma vivendo sono lucro per il cielo e per voi. Se muoio, lucro io. Ossia, lui lì ci ha dato la chiarezza della morte. La morte nostra è un guadagno per noi, perché noi abbiamo finito, concluso il ciclo, come Paolo ha detto, ho combattuto il buon combattimento, ho finito il percorso e ho osservato la fede. Allora lì lui ha vinto e è andato nel riposo del Signore. Ma la volontà del Signore non è che noi moriamo, anzi, lui non ci ha creato per la morte. No. La morte è venuta per causa del peccato. Il peccato causa la morte. Lo stipendio del peccato è la morte. Quando Dio ha creato il primo uomo, nella sua saggezza, nella sua profondità, nella sua onniscienza, lui ha creato tutto perfetto. A volte la scienza dice è necessario la morte perché se no la terra non sarebbe sufficiente per avere tutti gli esseri umani. Non è vero, il Signore ha fatto tutto completo. A volte noi piangiamo la natura, è vero, piangiamo la natura perché soffre, ma la natura è stata creata con la capacità di rigenerarsi. Vediamo una foresta tutta bruciata, quando passa un periodo di 10 anni, 15 anni, fra un po' è diventata foresta di nuovo. È questa la forza che il Signore ha messo nella natura. Per noi, Lui ha dato a noi questo dono e noi abbiamo perso nel peccato. Quindi dovevamo essere come Lui e vivere per sempre con Lui. Ma il peccato non ci ha soltanto causato la morte, ma di più il problema che ha causato all'uomo è stato allontanare l'uomo da Dio. Una volta quest'uomo allontanato da Dio è l'essere più miserabile del mondo, perché l'uomo senza Dio non passa che di un miserabile, povero, cieco e nudo, come dice la parola. Quindi, quando noi vediamo con gli occhi di questo mondo, noi vediamo tutto che questo mondo offre, allora noi giudichiamo buono e cattivo, le cose che sono buone e le cose che sono cattive, ma noi giudichiamo le cose buone. Da che punto di vista? Dal punto di vista umano? Dal punto di vista spirituale? Da che punto di vista? Io ti ringrazio, Eric, ma grazie. Io ho bevuto tanta acqua che sta tornando, state vedendo che sto così, perché ho bevuto in fretta per venire e è scesa tutta e ora è qui che bolli. E da che punto di vista stiamo vedendo le cose? Come buone o cattive? Come sono? Ah, perché questa cosa è molto buona, ma è buona da che punto di vista? Dagli occhi di Dio, dal punto di vista spirituale. Questo è buono o non è buono? E il salmista ha cominciato a dimenticare le cose buone e ha cominciato a vedere altre cose come buone, come quelle cose sostituissero ciò che lui aveva. Essere oggi qui è un grande miracolo e io dico sempre che essere qua è un privilegio. Chi mi conosce sa che da quando sono arrivato qui la mia preghiera è grazie Signore di questo privilegio che ci dai, perché è un privilegio essere qui e molte volte noi lasciamo
diventare come niente questo privilegio, come se non fosse niente, come se fosse qualcosa normale. È la domenica andiamo in chiesa, è la domenica andiamo al culto, è la domenica cantiamo al Signore, ma noi abbiamo molto di più della domenica. Come il Signore ha detto, io non ho fatto il sabato, non è il Signore, io sono il Signore del sabato. Ossia, non è oggi il culto, e il Signore non è Signore oggi, Lui è Signore sempre. Lui è Signore di tutti i giorni, Lui è Signore di tutti i momenti. E molte volte noi noi perdiamo questa visione per il fatto di dare più attenzione o di rivolgere la nostra attenzione a ciò che è di questo mondo fisico, alle necessità. Io non so quale necessità aveva il salmista in quel momento. E io capisco che molte volte noi ci stufiamo di girare sulla stessa situazione, vivere la stessa cosa. È come se dicessi, ma io servo al Signore e questa cosa è sempre così, questa situazione non cambia. E giustamente il salmista era in questo momento. Lui sapeva che il Signore era buono, lui sapeva che il Signore era fedele, lui amava il Signore, ma lui in quel momento stava guardando le cose di questo mondo che a lui era necessario. È come se lui dicesse, no, io so che il Signore è buono, ma ho bisogno di questo, e questo non ho. E io che servo al Signore non ho questo microfono, e quello che non serve al Signore ce l'ha, e questo non è giusto. E molte volte noi giudichiamo con gli occhi umani, come se vincere fosse il risultato o la dimostrazione che il Signore è con noi. Il Signore è con noi perché ci ha salvato. E questo è sufficiente. Il Signore è con noi perché ci ha amato. Questo è sufficiente. Il Signore è con noi perché ci ha tolto del mondo di tenebre, ci ha tolto del mondo vinile, si dice? Vanile? Vano, del mondo vano, ci ha tolto da quel mondo vano, ci ha tolto dal mondo di peccato. E molte volte noi siamo come i discepoli, ci rallegriamo perché questo è successo, perché questo è arrivato, perché questo il Signore ha moltiplicato pane e pesci. Oh, che meraviglia! È vero che Lui è il Signore che moltiplica pane e pesci, è vero che il Signore guarisce i malati, è vero che il Signore opera prodigi sem meraviglie, ma è vero che Lui è il Salvatore. E la sua salvezza doveva essere sufficiente per noi. Per questo su Matteo 6 Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e altre cose vi saranno sopraggiunte. Lui stava raccomandando di andare verso le cose spirituali, perché le cose materiali ci raggiungeranno nel nostro percorso. Interessante è che la benedizione ci raggiunge, non siamo noi che raggiungiamo la benedizione, è la benedizione che ci raggiunge, perché noi siamo sulla strada del Signore, e una volta sulla strada del Signore la benedizione ci raggiunge nel percorso. Davide ha detto: sono stato giovane, adesso sono vecchio, non ho mai visto un giusto disamparato, nella sua discendenza mendicare il pane.
Questo è buono? Sì, è buono, ma è tutto? No, perché Gesù ha detto che non è soltanto di pane che vivrà l'uomo, ma di tutta la parola che esce dalla bocca di Dio. Il pane è buono, ci riempie, ci sazia, ci rallegra, ma non è tutto, perché noi possiamo vivere senza, ma senza il Signore non possiamo vivere. Senza il Signore noi siamo come quella valle di ossa secche. Perché il Signore ha paragonato il popolo di Israele a quella valle di ossa secche? Perché loro non erano vicini dal Signore, erano lontani. Perché erano lontani? Per via del loro peccato. Quindi loro erano prosperi, loro avevano oro, argento, avevano capre, avevano cibo, olio, vino, ma non avevano il Signore. Di che vale una tenda bella? Di che vale un altare bello senza fuoco? Qual era la differenza del popolo di Israele per altri popoli? Non era che loro abitavano in grandi palazzi e non era che la loro città era gigante e bella, era che dentro la tenda della congregazione c'era fuoco. E quel fuoco portava terrore a altri popoli, ai suoi nemici. Il nemico non ha paura perché tu hai una macchina bella. No. Il Signore è con me, guarda la mia macchinone. Il nemico non ha paura perché tu hai una casa. Il Signore è con me, guarda, mi ha dato una casa. No, il nemico non ha paura. Il nemico ha paura di chi è intimo di Dio. Allora sì, chi è intimo del Signore, ha un rapporto con il Signore, cammina con il Signore, vivi con il Signore. È questo che il Signore vuole per la nostra vita, una intimità, un rapporto costante, continuo, non settimanale, non saltuariamente. No, non è questo che vuole il Signore. Sporadicamente, il Signore vuole con noi un rapporto continuo. Ma molte volte noi non vogliamo questo rapporto continuo perché noi vogliamo avere e essere come le persone del mondo. E qua il salmista si è pentito di volere ciò che il mondo aveva. Qui nel testo del Salmo 73 il salmista si è pentito di desiderare ciò che il mondo aveva. Perché si è pentito? Perché lui ha visto la fine del mondo, degli empi. Lui ha visto che loro cominciavano bene, che loro avevano molto, ma che la loro fine era terribile. Lui ha detto: io stavo quasi con i miei piedi che inciamparono, poco mancò che i miei passi non scivolassero, perché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini, perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto, gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, da cor loro traboccano i cattivi pensieri, sbeffeggiano e malvagiamente progettano d'opprimere, parlano dall'alto in basso con arroganza, alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi. È cambiato qualcosa nel mondo? È cambiata qualcosa nel mondo? Il mondo continua così o no? Di questo stesso modo.
è uno che bestemmia, che è terribile, cattivo, che si approfitta dei poveri, che ruba, e sembra che Dio non sta vedendo quella persona. Sembra che Dio sta... Lascia stare. Non si importa con quella persona. Era quello che il salmista stava dicendo: io non posso fare niente, devo camminare secondo la legge di Dio, sulla strada di Dio. Non posso fare questo, non posso fare questo, non posso fare quell'altro. Se sono sommo sacerdote, se sono della tribù di Levi, allora è ancora più difficile. Devo avere un vestito diverso, devo camminare diversamente, non posso mangiare tutto il tipo di cibo. Quindi per me è più difficile, ma loro nemmeno credono, anzi sono bestemmiatori, sono schernitori, e non c'è nessun giudizio contro di loro. Ma nessuno può vantarsi dal presente. C'è una frase che la mia mamma dice: andiamo avanti. Perché a volte noi ci sentiamo svantaggiati. È vero o no? Ci sono momenti che noi ci sentiamo così, senza vantaggio, perdendo. Io sembra che sto perdendo. E Dio ci insegna tutti i giorni a perdere per guadagnare. E quando noi perdiamo qua, guadagniamo là. Di che vale l'uomo guadagnare tutto il mondo e perdere la sua anima? Ci sono persone che, stando ricevendo, si arricchiscono con ricchezze improprie e sembra che niente succede, e noi fatichiamo tutti i giorni. Sembra che quello, mamma mia, è difficile. Ma anche nella difficoltà, ciò che vale è il Signore. Sii fedele nel poco e nel mondo ti metterò, dice il Signore. Alleluia! Sii fedele nel poco. Noi cerchiamo molte volte il mondo, e nel cercare il mondo ci troviamo in situazioni difficili, come il figlio prodigo. Ha voluto cercare il mondo, il piacere, ma si è trovato in una situazione sfavorevole, difficile, triste, e alla fine tutto che aveva ha perso tutto, e dopo non aveva niente. Quante persone noi conosciamo che aveva tutto e non ha più niente? Perché se noi valutiamo le ricchezze, non è che ha una macchina di fare ricchezze. Il Signore su Salmo 24 dice: mia è la terra e tutto che è in essa, tutto è mio. È tutto già pesato, è tutto già valutato, è tutto già controllato. Qua le finanze devono controllare, ma le finanze del cielo ha già controllato tutta la ricchezza, dal estremo polo all'ultimo in su. Dal polo sud al polo nord, il Signore ha già valutato tutte le ricchezze della terra, e Lui sa quanto ha nella terra. Noi non sappiamo. Chi conosce la ricchezza che è nascosta sotto la terra? Nessuno, ma Dio conosce. Chissà dove c'è l'oro, chissà dove ci sono le pietre preziose, ma Dio lo sa. Noi non sappiamo, ma Lui lo sa, perché è tutto suo, e Lui dà a chi vuole. E le ricchezze girano. Io ho una macchina, domani questa macchina non è più mia, va da un'altra persona. Io compro nuova, primo proprietario, ma dopo uno acquista e non sei tu il primo. Ho venduta. Tu puoi avere il vantaggio di dire ho venduta, ma anche se hai venduta non è più tua. Tu hai avuto i soldi di quella macchina, va bene, ma non hai più la macchina, è girata.
E i soldi che sono venuti nella tua mano sono venuti da un'altra persona. È uno che sostiene altro. È una ricchezza che gira nella mano dell'altro. E oggi è nella tua mano, domani sarà nella mano dell'altro. E Dio fa passare nella mano di chi vuole. Perché la Bibbia dice che lui ha compassione di chi vuole compiacere. Si dice così? Lui ha compassione di chi piacque. Il verbo piace è compiacque. Di chi si compiace. C'è un'altra parola, ora non mi viene. Lui ha compassione di chi vuole avere compassione. E quindi lui fa con chi vuole. Un giorno ero nel mio lavoro e c'era un premio. Chi arrivasse all'obiettivo guadagnava il premio. Io non sono arrivato all'obiettivo perché sono arrivato all'obiettivo, ma dentro la regola mancava un'altra. Doveva aggiungere anche un altro obiettivo che erano insieme. E un altro amico ha successo la stessa cosa. E fra me e lui il capo ha dato il premio a quello fratello, a quello amico. E io ero arrabbiato perché avevo fatto molto di più di lui. Ho detto al mio capo, ma perché tu hai dato a lui invece da me? E lui ha detto, il premio è mio, io do a chi voglio. E lì mi ha servito, perché io ho detto, sì, Signore. Dopo lui mi ha promosso, ho ricevuto un altro premio, un'altra cosa, ma quello là lui ha dato a chi voleva. Quello di promozione ha dato a chi era capace, perché era per capacità, ma quello là non era per capacità. Come nessuno dei due aveva arrivato, lui ha dato a chi voleva, a chi piaceva. È grazia di Dio. Ci sono cose che verranno per lavoro, per impegno, ma noi non possiamo dimenticare che nonostante lavoriamo, nonostante facciamo, la grazia di Dio è la causa del beneficio del Signore sulla nostra vita. Per questo alla fine del Salmo il salmista ha detto, la mia passione è il Signore, ciò che ho è il Signore. Ciò che esiste per me, che vale per me è il Signore. Chi ho in cielo fuori di te? Lui ha cercato tutte le cose e non aveva niente che superava Dio in cielo. Sotto la terra lui ha cercato tutte le cose che in nessuna di queste cose superavano Dio. Cosa può superare Dio? Chi può superare Dio? A volte noi diciamo, no, mia famiglia vale molto. È vero, il Signore ha creato la famiglia. È interessante che quando un discepolo ha detto, maestro, lascia che io seppellisca mio padre e la mia madre. Chi ricorda di questa parola? Quasi non si è predicata, no? Quasi nessuno predica, perché ora c'è proprio un'azione così egocentrica nella predica per fare le persone sentirsi bene. La predica non è per farci sentirsi bene, è per liberarci. Emozione, qualsiasi cosa ci può fare sentire, anche un video, un film. È vero o no? Chi ha già pianto a vedere un film? Io già. Quindi un film ci fa piangere, ci muove, ma ciò che ci libera è la parola. La parola veramente ci libera. E quindi noi non possiamo pensare a qualcosa che sia di soddisfazione. La parola non è qualcosa di soddisfazione. La parola è la potenza di Dio che ci trasforma. Quindi, fratelli, non possiamo pensare che esistono prediche, messaggi che non sono importanti. Il messaggio del Signore ci porta a un obiettivo, alla libertà. Da cosa? Dalla nostra carne. Quindi quando Gesù ha detto, chi è tuo padre e tua madre? Chi non lascia il madre e il padre
per seguirmi non è degno del mio regno. Molte volte noi diciamo, ma questo messaggio saltiamo, perché è il Signore dicendo quanto siamo capaci. Vediamo Abramo, Isacco, Abramo che ha portato Isacco su monte per sacrificio. Che padre faceva, quale padre faceva un sacrificio di questo genere? Non ha fatto perché Dio ha impedito, ma ha obbedito fino alla fine. Fratelli, noi siamo disponibili a servire il Signore. Chi abbiamo in cielo fuori di te, Signore? Chi è più grande di Dio nella tua vita? Chi sostituisce Dio nella tua vita? Cosa sta prendendo il posto di Dio nella tua vita? Dov'è l'altare di Dio? Domando come ho domandato alla sorella suora, dov'è l'altare di Dio qua? Dov'è l'altare di Dio nella tua vita? Dov'è? No, perché ho bisogno. Questo non è un altare e a volte noi pensiamo che quello non è un altare e quello non è un idolo. Quando è diventato un idolo e c'è altare, c'è un rito. Ci sono persone che non riescono a digiunare perché c'è un altare della colazione. La colazione è diventata un idolo. Ah, io non ce la faccio perché... Come non ce la fai? Se tu vai a fare un esame, non ce la fai? Perché per Dio non ce la facciamo, ma per il medico ce la facciamo? Ah, perché oggi non posso, e questo sole, ma noi siamo disponibili a uscire nel sole per lavorare. Dov'è l'altare di Dio? Era quello che stava succedendo dentro la vita del salmista. Lui stava erigendo, mettendo in piedi, alzando altari che non era per Dio. Perché quando i nostri occhi cominciano a deviare dal proposito, dall'obiettivo, o meglio, dalla persona che deve essere, che è Gesù, allora noi cominciamo a vedere altre cose e queste altre cose cominciano a diventare idoli. E quando Satana ha tentato Gesù, ha trovato in Gesù posto? No. Gesù ha resistito perché non aveva in Gesù un altare, se non a Dio. Lui ha detto, io sono venuto se non per fare la volontà del mio Padre. Fratelli, noi siamo qua per fare la volontà del Padre. E la volontà del Padre è che seguiamo il Figlio. E senza il Figlio nessuno arriverà al Padre. Gesù non ha detto di seguire Victor, Gesù non ha detto di seguire Gladys, Gesù non ha detto di seguire Tizia, Simprosio, Ambrosio. No. Gesù ha detto di seguire a sé, ha detto seguitemi. Senza guardare destra né sinistra, perché se noi guardiamo destra e sinistra inciampiamo e cadiamo e moriamo. Perché seguire Gesù è una vittoria, è un privilegio. Perché Gesù è la via che noi abbiamo certezza dell'arrivo. Altre vie noi non sappiamo a dove ci porterà, se arriveremo. Chi prende un aereo sa che arriverà. Ha una previsione, ma ha la certezza? Ma con Gesù noi abbiamo la certezza. Perché abbiamo la certezza? Perché Lui non fallisce. Il pilota può fallire, l'aereo può fallire, la benzina, il motore,
ma per voi non vi preoccupate, non fallirà. Io dico al pastore Roberto, quando andrò da qualche parte voglio andare con te, che tu hai tante promesse che questo aereo non cadrà. C'è un pastore che predica sull'aereo in Brasile e lui quando entra nell'aereo prende un megafono e lui è di Santa Catarina e lui col megafono comincia: rallegratevi perché qua c'è la parola di Dio e questa parola è vita, potenza e garantisce che questo aereo arriverà, ma non so se arriverà all'aeroporto, ma può arrivare in cielo. E comincio a predicare lì, le persone accettano Gesù per paura, non so perché, ma accettano Gesù sull'aereo, è una conversione dentro l'aereo. Ma la Bibbia dice che dobbiamo predicare tempo e fuori tempo. Quindi io non so, fratelli, quale certezza abbiamo se non in Gesù. E è quello che il salmista Asaf ha visto, che la certezza non era nelle cose di questo mondo, ma era in Gesù. Che nostra certezza, che la nostra porzione sia sempre il Signore. Amen? Gloria a Dio. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. Mettiamoci in piedi. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza nel cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu, Gesù, sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu, Gesù, sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu, Gesù, sarai con me, io vincerò comunque. Tu sei la forza
nella debolezza sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza, tu sei il mio Dio, non dubito, tu sei il mio Dio, non dubito. Amen? Chi ha questa certezza che Lui è suo Dio? Amen. Lui è il Signore. Che Dio ci benedica. Vorrei invitare Valdirene e João per venire qua per salutare la Chiesa che andranno in vacanza. Non tanto vacanza, no? Loro andranno di più per trovare la famiglia, noi che abbiamo lasciato la nostra terra per volontà di Dio. Io dico sempre è volontà di Dio. Anche se uno fa un piano e dice vado perché devo trovare lavoro, devo migliorare la mia vita e sogna, ma quel sogno non è nostro, quel piano non è nostro, è piano di Dio. E Dio ha messo un piano davanti a voi e vi ha fatto venire qua. La vita di uno straniero non è facile, lontano dalla sua casa, dal suo popolo, dalla sua famiglia, ma ha un proposito di Dio per ogni cosa. E Lui ha cura anche degli stranieri. Amen? E quindi adesso il Signore ha dato questa opportunità perché è buono tornare a casa. Sono stato un mese a casa com o meu popolo, falando la mia lingua, mangiando mio cibo, sono engraçado, né? Batata e carne di mattina, immaginate. Ce la fai, Milvia? Patate e carne la mattina, presto. Cuscuz com carne, patate dolce, cibo, sembra un pranzo di mattina. Per questo in Portogallo si chiama il piccolo pranzo, perché abbiamo ereditato da loro, questo piccolo pranzo, ma non è piccolo pranzo, è un grande pranzo. E nel pranzo è un altro pranzo, e la cena è un altro pranzo, come è tutto molto. E ringraziamo Dio per questo periodo e so che pregheremo anche per voi, che sarà anche un periodo buono per voi là di rinnovo, di ritrovare la famiglia. Noi saremo qua in attesa del loro ritorno, in preghiera per loro, perché loro sanno che il loro posto non è là, è qua, perché il Signore fa così. Non possiamo andare contro la volontà di Dio, ma il Signore ci prepara tempo di rifrigerio, che sia così nella vostra vita questo tempo. Sentiamo Valdirene dopo João salutando la Chiesa e dopo noi facciamo una preghiera per loro. Cosa dirvi? Andiamo, ci saremo per 2 mesi e a settembre, a inizio settembre ci risaremo. E niente, vi auguro una buona vacanza anche a voi e ci vediamo a settembre. E che Dio benedica tutti noi. Insomma, le parole sono identiche alla Valdirene. Vuol dire che voglio chiedere alla Chiesa che continua a pregare per noi e, come diceva il pastore, Dio non ha mandato nessuno di noi qui per niente, per caso. Quindi, come stava dicendo il pastore, io sono venuto qui perché la mia famiglia in Brasile era una famiglia molto povera. Io ho chiesto a Dio, se vado lì, ho fatto come Giacobbe, se sto bene, se Dio sta con me, aiuterò tanta gente della mia famiglia. Così ho fatto. Sono grato per tutto. Glória a Dio. Facciamo una preghiera per João, per Valdirene. In questo momento vorrei chiamare Remo e Elisa che siano qua vicino a loro, dando un abbraccio in nome della congregazione e noi faremo questa preghiera che loro possano andare. Salmo 23,
che il Signore sia vostro pastore nell'andata e nel ritorno. Amen? Gloria a Dio. Chi pregherà con noi? Vorrei ringraziare a tutti che sono venuti stasera, che Dio benedica. Preghiamo anche per Eddie, che tornerà in Brasile, questo ragazzo. Vieni Eddie, quasi mi dimenticavo. Eddie è venuto a partecipare della immersione missionaria che è stato questa settimana. Vieni Eric, stare con lui qua. E che Dio ti benedica Eddie, che tu possa portare di qua, d'Italia, tante esperienze, che il Signore ti dia la porzione che noi non abbiamo potuto darti, e che tu torni e che tu continui a servire al Signore e che la volontà del Signore sia completa nella tua vita. Amen? Preghiamo anche per lui. Vuoi parlare? Parla qui qualcosa? Fala aí alguma coisa. Paz de tutti. Queria agradecer à igreja por essa oportunidade, por ter me acolhido. Per questa opportunità, per l'accoglienza. Podem ter certeza que eu me senti em casa. Potete avere la certeza che mi sono sentito a casa. E como eu já disse, agradecer também ao pastor, a tia Priscila, Vorrei ringraziare il pastore, alla Priscilla, por ter aberto a sua casa para que eu pudesse passar esses dias aqui. che hanno aperto la loro casa perché io ci fossi questi giorni qui con voi. E como o pastor disse para o casal, eu também digo E come il pastore ha detto alla coppia qua, vorrei anche dire que eu vou, mas o coração fica, né? che io andrò ma il mio cuore rimarrà. Amém. Amen. Grazie. Gloria a Dio. Quindi preghiamo per loro. Preghiamo per loro. Padre, nel nome di Gesù siamo qua e vogliamo ringraziarti per questa opportunità, per questa sera nella tua presenza, per tutto ciò che tu ci hai dato, Signore, per la porzione che ci hai dato della tua parola, per i cantici, per l'insieme con i nostri fratelli. Grazie per la vita di tutti quanti sono qui, Signore. Ti chiedo protezione, liberazione, benedizione per la vita di Valdirene, di João, che tu possa aiutarli nell'andata, nel ritorno, provvedendo a ogni bisogno, Signore, essendo con loro, liberando da ogni male, che tu possa fare prospera questo viaggio, che tu possa benedire i loro passi, che tu possa, Signore, essere con loro nell'aprire e nel chiudere della loro bocca, e che questo viaggio porti frutto per la tua gloria. Ti prego, Signore, che tu possa dare a João e a lei la salute, alla sua famiglia, che sia un tempo di refrigerio per la tua gloria, Signore. Ti prego per Eddie, che è venuto qua con questo proposito, che possa tornare portando con sé i suoi covoni e che possa anche, Signore, portare ciò che ha imparato, che ha ricevuto da tua parte qua, che tu possa compiere il tuo proposito nella sua vita e benedire lui e la sua famiglia per la tua gloria. Continua con il tuo popolo, con la tua chiesa, con tutti noi, oggi per sempre. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Dio vi benedica. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti oggi, domani, per sempre. Amen. Pregate anche per me e Priscilla, che domani compiamo 13 anni di matrimonio. Spero che sia 13 veramente. 13. Proprio quando sono